Ben ritrovati, eccoci di nuovo puntuali come ogni settimana per parlare insieme a voi che ringrazio come sempre perché davvero ci seguite in tanti. Speriamo anche oggi di darvi delle notizie utili, lo faremo insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato Bentrovati, avvocato. bentrovati, bentrovati. Saluto anche Mariella Ippolito che è collegata con noi. Mariella Ippolito, benvenuta, bentrovata anche a lei. Buonasera e bentrovati. Della CONFAEL, Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori. Allora, oggi vogliamo iniziare con delle buone notizie. La settimana scorsa ci eravamo lasciati, no? Con questa disposizione che riguarda le coppie che hanno più di 67 anni. Sì, Allora, è proprio una misura ecco, per proteggere le categorie, diciamo, ecco, quelle che sono più deboli, soprattutto a reddito diciamo più basso. L'INPS a richiesta ha il requisito che potrà sembrare strano, ma questo è, viene concessa questa, diciamo, il raggiungimento di 1030 euro mensili solo per le coppie che abbiano superato i 67 anni di età. Quindi coppie conviventi, però legalmente certo. conviventi, coniugi, e praticamente se hanno delle entrate inferiori a questa cifra, 1030 euro, provvederà l'INPS all'integrazione, per cui moltissimi che avevano, diciamo, coppie ultra 67 anni che avevano, diciamo, un reddito da pensione, diciamo, inferiore, adesso a domanda possono avere questo, fra virgolette, aumento, che non è un aumento della pensione, ma è un'indennità che va, diciamo, si addiziona, diciamo, alla pensione che percepiscono. Come fare? Patronato da subito. Quindi su richiesta sempre? Su richiesta, praticamente su richiesta. I patronati o i CAF che sono ancora aperti, ma i patronati lavorano tranquillamente, online fanno la richiesta all'INPS, per cui viene erogato dal mese successivo. Per cui una buona notizia, perché tantissime persone, come abbiamo affrontato più volte, per una questione di reddito, il coniuge che percepiva 800 euro di pensione, l'altro coniuge la pensione di anzianità non la percepiva perché si superava il reddito. Certo. Qua praticamente c'è questa possibilità, che è ovvio che in questo periodo un aiuto da qualunque parte possa venire è sempre, ecco, gradito. Qui è l'INPS che ci ha dato questa bella notizia, per cui tutti quanti ne devono approfittare. Certo, chiaramente poi potete intervenire come sempre in diretta per chiedere ulteriori dettagli, no? Però noi questa settimana vogliamo iniziare appunto con delle buone notizie, lo facciamo anche con Mariella Ippolito che a quanto pare, insomma, qualche soldo in più sta arrivando, no? Con questi ristori per le aziende, le imprese, i professionisti che si trovano in grandi difficoltà economiche a causa proprio dell'emergenza sanitaria. Allora, che cosa è maturato, ecco, in questi ultimi 7 giorni? Allora, in questi ultimi 7 giorni, quindi stiamo vedendo che l'Agenzia delle Entrate sta cominciando a far pervenire sui conti correnti delle imprese, e naturalmente oggetto che potevano rientrare nel fondo perduto, i primi soldini. Stiamo riscontrando che stanno ricevendo diciamo, questi soldi, in primis i ristoratori e centri estetici, quindi ancora ne mancano tantissimo all'appello. Infatti diciamo che hanno iniziato, però voglio rassicurare tutte le imprese che sono in attesa che tra questa settimana e l'altra dovrebbero poi anche diciamo, terminare l'erogazione anche a chi ancora sta aspettando e non si è visto arrivare questo importo. Oltre a questo, quindi questo fondo perduto concesso dall'Agenzia delle Entrate, ci si affianca anche un altro bando emanato dalla Regione Calabria, la seconda edizione del Riapri Calabria,
che è stata fatta come prima tranche a maggio, però aveva visto tirare fuori tantissimi soggetti che non avevano potuto usufruire di questo bonus. Parliamo sempre di un fondo perduto, una tantum, importo 1.500 euro, concesso praticamente a tutte le imprese. Questa volta veramente è stato fatto proprio su grandissime linee, quindi dai ristoratori ai bar. Sono stati tirati dentro anche i professionisti, gli ingegneri, gli avvocati, i commercialisti, i liberi professionisti in genere e anche le associazioni, purché però possessori di partita IVA e iscritti alla Camera di Commercio. Bene, una buona notizia. Come si deve fare per accedere, no, a questi fondi? Allora, per quanto riguarda il Riapri Calabria, c'è disponibile la domanda che è caricabile da oggi, dal giorno 19 fino al 24. Bisogna andare sul sito proprio Riapri Calabria, c'è proprio diciamo, trafiletto che naturalmente illustra per bene diciamo, come si compone il bando. C'è la domanda, bisogna fare tutto online, bisogna poi naturalmente allegare dei documenti, quindi la domanda è compilabile da oggi 19 novembre fino al 24 di novembre. Giorno 25 alle ore 10 invece ci sarà il click day. Quindi naturalmente questa domanda è rivolta a tutte queste, siccome diciamo sono tantissime le imprese che possono aderire, in questo caso hanno fatto questo click day, quindi si aggiudicheranno poi i fondi fino naturalmente ai fondi che sono messi a disposizione. Quindi una volta che raggiungono i fondi, chi ha le domande che arrivano prima e che riescono poi a coprire interamente i fondi, poi naturalmente gli altri rimangono fuori. Si spera che ci rientrano tutti, come nella precedente edizione. Sono state tutte ammesse e hanno ricevuto tutti i soldi, quelli che hanno fatto la domanda nel mese di maggio scorso. La interrompo perché abbiamo una telefonata, quindi c'è questo click day il 25, tutti pronti, sì. No? Quindi sicuramente ci sarà anche lavoro per voi, perché credo sì, darete assistenza. Ne parliamo tra poco perché non so se è ancora in linea. Pronto? Pronto? Eccoci, da dove chiama? Ah, buonasera, io chiamo dalla provincia di Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Però un appunto, perché non si riesce in nessun modo a chiamare. Ci sono tante telefonate, è vero, quindi noi vi ringraziamo per l'affetto. Sono io che ringrazio voi per il servizio che date, che veramente è da noi. Comunque, senta un attimino, io sono un pensionato. Sì. E praticamente io sapevo che la 13ª è uguale al sussidio. Invece io mi ritrovo che prendo circa 200 euro in meno. La prima domanda. La seconda, per avere la possibilità di andare in pensione con l'APE sociali, quali requisiti ci vogliono? Allora, rispondiamo alla prima domanda. La 13ª, sì. Importo inferiore. Perfetto. 13º importo inferiore, sappiamo che la 13ª si eroga in base, è matematico, quindi non è che può variare. La 13ª è praticamente è basata naturalmente, riguarda il contratto collettivo nazionale di lavoro dove voi siete, e chi è in pensione, praticamente i soggetti che percepiscono la 13ª non è, è basata su quello che prendono come pensione, per cui che se c'è
uno sbalzo di 200 euro su una pensione, sicuramente vi dovete purtroppo, non sapendo il perché, recarvi presso un patronato che col codice fiscale accedono alla banca dati INPS e praticamente si riesce lì a vedere dov'è, che problema c'è, perché uno sbalzo così, ecco, non è nemmeno un recupero tassazione o quant'altro, per cui bisogna andare a verificare il perché. Appunto, perché io di solito parlo con altri colleghi e loro prendono più o meno la pensione. Sì, sì, perciò sto dicendo, per cui uno sbalzo così, cioè, importante, ma non so che quanta pensione prendete voi, però di 200 euro vuol dire che c'è qualche problema, probabilmente amministrativo, però bisogna collegarsi alla banca dati dell'INPS, che lo fanno gli intermediari abilitati, CAF e naturalmente poi i patronati, a meno che se voi vi munite del codice SPID, che è l'identità digitale, voi potete aprirvi il cassetto previdenziale e praticamente dal vostro cassetto previdenziale voi avete le stesse informazioni che ha sia l'INPS che hanno gli altri intermediari. Per cui se vi viene difficile, perché adesso si accede con lo SPID, quindi bisogna andare presso un organismo diciamo abilitato a rilasciarlo, la cosa più semplice, Poste Italiane diciamo, è abilitato, per cui in 10 minuti ve lo possono fornire. Però e ci poi sono anche le code adesso, avvocato. ci sono anche le code, questo è vero, però poi questo è un periodo un po' particolare. L'informazione la dobbiamo dare, certo. per cui si può accedere anche da soli. La cosa più semplice è raggiungere il CAF vostro di riferimento e quindi fate questa richiesta e chiedete spiegazioni perché è successo ciò. L'altra domanda invece, quindi su questo... L'altra domanda, mi pare che voi volete andare praticamente l'APE sociale per andare in pensione prima. No, io, mia moglie, perché io sono pensionato già. Sì, vostra moglie, che cosa deve fare? Sapete benissimo come lei usufruisce, chiedo scusa, delle 104. Perfetto. Praticamente questa è una agevolazione che dallo Stato affinché le persone che non abbiano maturato possano andare in pensione prima e gli anni di pensione che mancano, quindi per raggiungere gli anni utili, praticamente si fa una specie di... I soldi li mette lo Stato, questo è praticamente l'iter, però quello che è importante, come diciamo sempre, queste forme di agevolazioni per percepire prima la pensione devono essere ben parametrate, cioè anche qui vi dovete far fare una simulazione, vostra moglie si deve far fare una simulazione per andare a vedere che cosa ottiene con questa misura, nel senso che se l'unico scopo è quello di mettersi, collocarsi a riposo, va bene, altrimenti però deve andare a valutare perché sapere quanto percepirà poi alla Chiedo fine. scusa, perché lei ha 65 anni, quindi dovrebbe andare fra 2 anni. Guardate, 67 sono per gli uomini, attualmente 65 per le donne, quindi lo scalino ancora non è così, per cui non so perché poi adottate l'APE sociale, non lo so. Per cui molto probabilmente vi conviene farvi una chiacchierata al patronato, perché vostra moglie è già arrivata, non capisco perché usufruire di questo istituto che praticamente porta un decremento poi di quello che si percepisce, per cui vi conviene andare a spiegare bene al patronato prima di fare la domanda, perché vostra moglie è già arrivata con l'età anagrafica e quindi l'APE social ha tutta un'altra dinamica. Quindi probabilmente c'è qualcos'altro che noi da qui magari vi hanno detto APE social, però insomma forse è meglio che la situazione di vostra moglie viene guardata da un patronato, sempre con quello che vi ho detto, codice fiscale, vanno nella posizione contributiva di vostra moglie e quindi lì vanno a verificare che cosa ad oggi, che cosa ha vostra moglie. Quindi
prima di Quindi mettere mano a... bisogna andare al patronato sia per il marito che per la moglie, insomma. Sì, il perché marito per andare a verificare la tredicesima, la moglie per andare perché AP bisogna Social è vedere arrivata a perché 65 anni, non lo so chi ve lo ha detto, ma comunque è meglio è verificare meglio con i verificare, sì, documenti. sì. Non verificare, non c'è cioè, non so Non che conviene, insomma. ma non c'è nessuna convenienza, però sono delle... Certo, Ecco, delle quello che scelte. Quindi vi dico io senza lei guardare i volendo con documenti, però... 65 anni può andare in pensione allora, E a prescindere dagli lei ha anni di raggiunto, servizio. sì. L'APE Social è un'anticipazione di qualche anno, però comporta anche in percentuale una diminuzione di quello che viene a prendere. Dovete far vedere bene la posizione a vostra moglie. Quindi Non con la è così semplice. documentazione è meglio, perché da qui noi possiamo dare Sì, sempre, sì, sì, lo sì. diciamo, dei consigli in linea generale, poi nel caso specifico bisognerebbe vedere la No, documentazione. mai prendere quindi, decisioni perché si risponde a una certo. domanda, non in base a un esame di quello che è. Beh, è Quindi, chiaro, ecco, quindi noi lo diciamo sempre, Sì, sempre sì, 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 in sì, linea sì. generale, poi nello specifico c'è bisogno di vedere le carte, quello è importantissimo perché non sarebbe corretto dire una Ma cosa, certo, ma ecco, certo, è ma chiaro. certo. Ma non so se ci sono altre domande, altrimenti la saluto e la ringrazio. La ringrazio infinitamente. Grazie, grazie a lei. Grazie. E io volevo far intervenire di nuovo Mariella Ippolito perché anche sul nostro numero WhatsApp arrivano delle domande. Allora ci sono delle categorie che a quanto pare sono state dimenticate. Ci scrivono gli agenti di commercio, 230.000 orfani di Stato. Questo è il WhatsApp che ci è arrivato. Quindi per gli agenti di commercio non c'è nulla? E gli agenti di commercio parliamo sempre del fondo perduto dell'Agenzia delle Entrate oppure del Riapri Calabria? Beh, non Perché so, naturalmente credo che non abbiano ricevuto né l'uno né l'altro se ci scrivono che gli agenti di commercio a quanto pare si trovano in questa difficoltà, quindi possono rientrare in no, gli via... agenti di commercio, allora, ci sono allora, bisogna capire innanzitutto quando c'è stato l'inizio attività, perché ci sono agenti di commercio, ad esempio, che hanno iniziato l'attività da qualche mese, quindi è normale che non possono avere la misura perché non ci può essere il metodo di paragone con il fatturato del 2019. Questo naturalmente io mi rivolgo naturalmente al bando per quanto riguarda il Riapi Calabria, però bisogna sempre valutare, quindi bisogna innanzitutto verificare il codice Ateco e poi una cosa molto importante per il Riapi Calabria c'è naturalmente un minimo e un massimo. Quando parliamo di microimprese, il fatturato deve essere tra 3.000 euro e 300.000 euro nel 2019. Quando invece parliamo di categoria dei professionisti, il fatturato è da 0 a 60.000 euro. Quindi probabilmente questo agente di commercio o non rientrava per il fatturato o magari non aveva l'inizio attività. Dobbiamo comunque capire il codice Ateco, parte tutto da lì la verifica, quindi perché sono veramente molte volte capita che una stessa categoria magari uno lo prende e un altro non lo prende perché dipende magari dal codice Ateco specifico e da quando è partita l'attività, se ci può essere il paragone del fatturato tra l'aprile 2020 con aprile 2019, se c'è stato il decremento del fatturato dei 2/3 per quanto riguarda il fondo perduto dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio, veniva erogato se c'era il decremento del fatturato dei 2/3 nel 2019 del 2020 rispetto al fatturato del 2019. Se non c'era questo decremento al bando non si poteva accedere, era diciamo, un requisito che si rimaneva esclusi. Oppure per il Riapri Calabria la stessa cosa, bisognava vedere se c'era stato il decremento del fatturato del 33,33 nell'aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Quindi sono molti parametri da verificare.
codice certo. Ateco, fatturato, inizio attività, e bisogna vedere tutte queste cose. Quindi, Certo, naturalmente, infatti, detto così, in modo generico non si può dire ti spetta o non ti beh, spetta. è chiaro, Bisognerebbe fare una valutazione personalizzata su ogni singolo soggetto. è Ecco, io chiaro. preferisco Per, sempre per sì. questo dicevo anche c'è molto lavoro per voi, anche come lei come rappresentante della Confile, ma ci sono altre sigle, insomma, che in questo momento tanti altri professionisti che stanno dando un aiuto concreto magari a queste persone che cercano di intercettare appunto questi ristori. È chiaro che bisogna anche sapersi disricare, no? In questi meandri. Poi infatti Assolutamente sì, assolutamente sì. io ho un'altra telefonata che vediamo se è ancora in linea. Pronto? 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 Buon pomeriggio, signorina. Da dove ci chiama? Da Montalto. Benvenuto intanto. Grazie, grazie, gentilissimo. Volevo fare una domanda all'avvocato. È qui. Eccolo. Dite. Allora, buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio. Volevo fare una domanda riguardo al mio nipotino che c'ha 18 mesi, no? L'altra volta siamo andati pure che l'ufficio si trova a Piazza Zumbini. Come mai ancora c'ha 18 mesi il mio nipotino non è arrivato a casa la tessera sanitaria, il codice fiscale, diciamo. Io non ho capito, insomma, non è arrivato. Cioè, avete richiesto il No, mia figlia ha fatto la richiesta appena che è nato, però ancora non è arrivata a casa la tessera sanitaria, il codice fiscale. E controllate perché arriva a casa senz'altro, molto No, probabilmente. già ci siamo andati 2 volte e trovano sempre scuse a questo ufficio. Sì, ma un conto, cioè la procedura che fanno per praticamente produrre la produzione del codice, cioè la produzione del codice fiscale va in automatico, però per produrre praticamente la tesserina che serve, bisogna vedere in questo periodo fra molti dipendenti che lavorano da casa e quant'altro, cioè i ritardi ci sono nella pubblica amministrazione, quindi ci sono già col primo da marzo 2020 che praticamente si è osservato, adesso praticamente siamo in una situazione molto particolare. Scusate, ma avvocato, già di anno scorso. Dallo No, scorso anno. Io guardi, devo andare in pubblicità, Sì. può rimanere con noi, io devo dare la linea alla regia, un tassativo, può rimanere con noi, quindi continuiamo a parlarne dopo la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio, non so, no, abbiamo perso la telefonata di prima, il nostro telespettatore di Montalto, allora possiamo rispondere, comunque abbiamo capito che insomma non arriva da un anno questo Sì. tesserino sanitario, il codice fiscale. Il codice fiscale, la tessera sanitaria della Regione Calabria comunque, Sì. diciamo, arriva via posta, non raccomandata, per cui bisogna vedere se c'è stato un errore di trascrizione dell'indirizzo, se il portalettere ha recapitato, quindi ci sono tutte queste, se la zona dove il telespettatore è servita regolarmente dal servizio postale, perché sappiamo che ci sono molte lamentele. Molte lamentele perché molti centri, benché piccoli, però non sono serviti da questo servizio. La tessera sanitaria comunque, in attesa del supporto, quindi della card, può essere il sostituto a vista, lo fanno, cioè praticamente una stampa perché, dove ci sono i riferimenti, il codice fiscale, timbro e firma che legalizza e autentica l'Agenzia delle Entrate, per cui praticamente se serve per l'uso che ne devono fare i genitori di questo bimbo, praticamente può benissimo, ecco, assolvere alla funzione della card, per cui se per una necessità senz'altro può farsi fare questo sostituto che è praticamente il foglio dove attestano, cioè praticamente certo, quello va che all'ufficio serviva. dell'Agenzia delle Entrate e si fa rilasciare questo sostituto, foglio. questa cosa qua. Quindi certo. in maniera molto semplice. Molto insomma. semplice, poi il supporto di plastica, diciamo, poi all'Agenzia delle Entrate, se riesce, glielo diranno, manda una PEC in modo che poi l'Agenzia delle Entrate è costretta a rispondere per iscritto perché
si è perso nei meandri, non so se della burocrazia o di qualcos'altro, diciamo, questa tesserina del bimbo. Certo, allora, abbiamo diverse domande anche che ci arrivano sul nostro numero WhatsApp. Allora, leggo questa, riguarda la pensione di invalidità. Allora, questo nostro telespettatore dice che ha la pensione di invalidità al 100%, quindi chiede se ha diritto all'aumento. Il reddito annuo del CUD ci scrive di 10.400 euro, reddito annuo CUD, quindi non è neanche reddito ISEE, quindi sarà proprio il CUD. Sì. C'è un automatismo, sì. Rientra in automatico, quindi insomma lo ripetiamo, chi ha questa pensione di invalidità viene aumentata. Quindi viene praticamente è in automatico, per cui dal 15 novembre al 15 dicembre in automatico percepiranno l'aumento. Perfetto, noi abbiamo altre richieste. Allora, la marca da bollo da 16 euro va applicata alla domanda da firmare digitalmente o tenerla solo per eventuali controlli? Rispondiamo dopo perché abbiamo una telefonata. Perfetto. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Chiamo da Cosenza, saluto lei e il suo ospite. Benvenuta. Posso? Prego, prego. Volevo fare una precisazione al pensionato che lamentava la riduzione della pensione rispetto allo stipendio. Beh, io sono una pensionata e le do una notizia. Già dal 2007-2008, se non ricordo male, insomma, siamo lì, un certo professore, quando arrivò al governo, tassò le pensioni in modo superiore a quando mi sto confondendo, chiedo scusa, sono un po' emozionata. Dunque, la pensione viene tassata, per dire, al 10%. Le tredicesime vengono tassate al 15%. Ecco perché la tredicesima è più bassa della pensione. Poi volevo chiedere all'avvocato se si può fare, oppure se è un abuso e possiamo fare qualche cosa. Allora... Perché a me, io pago il 24 sulla pensione e il 27 sulla tredicesima. Quindi si faccia un po' i conti. Sì, è quello di legge. Il telespettatore di prima, però, non ha avuto, perché praticamente ha avuto questa lamentela, perché si è accorto della tredicesima, non che sono anni che percepisce quella tredicesima, però dal tenore della telefonata è che inaspettatamente questa tredicesima, detto la tredicesima, viene con 200 euro in meno, per cui non è un qualcosa che si porta dietro. Evidentemente si sono accorti che doveva essere tassata diversamente e se però è così, l'INPS glielo dirà: guarda che magari gli altri anni ti abbiamo dato di più e quindi adesso andiamo anche al recupero di quello che ti abbiamo dato di più. Per cui sicuramente la tassazione è ovvio, è quella che avete detto voi, però è in forza di legge, per cui fino a quando non si modifica la legge è esattamente come avete detto voi. Infatti c'era Berlusconi, mi ha abbassato 3 punti di tasse, è arrivato Prodi e abbiamo aumentato 4 punti di tasse. È esattamente come dite voi. Comunque sì. Vi ringrazio, scusate, grazie a voi perché questa è la rete che si crea con i telespettatori. Ecco. Certo, c'è questo affetto poi con i nostri telespettatori. Sì, ma comunque il telespettatore che lamentava quella diminuzione della tredicesima, non si aspetti un errore, perché quello è la tassazione. Grazie, buonasera. Grazie a lei signora. Non parliamo del reddito di cittadinanza da un po' perché siamo stati insomma reddito di cittadinanza, sì, reddito di cittadinanza, sappiamo che chi ne ha usufruito con la prima ondata di reddito di cittadinanza, quindi adesso siamo nella seconda, nei secondi 18 mesi, la buona notizia che posso dare, perché praticamente la definizione, diciamo la conclusione di questa legge istitutiva del reddito di cittadinanza abilita praticamente ad essere il reddito di cittadinanza a tempo indeterminato. Che cosa significa? Significa che anche coloro che praticamente termineranno il secondo periodo di percezione del reddito di cittadinanza, bloccandosi un mese, possono poi riproporre la domanda e quindi avranno un altro periodo. Alla fine dell'altro periodo un altro periodo, per cui praticamente non finisce più, diciamo. Ecco, per cui
diciamo, facciamo stare tranquille molte famiglie, molti al momento arrivano questi... percettori che anche alla fine del secondo periodo di fruizione del reddito di cittadinanza praticamente potranno con, diciamo, lo stop di un mese riproporre ancora la richiesta di beneficio. Certo, anche perché con tutto quello che è capitato, no, nel corso di questo anno, insomma, la collocazione al lavoro... La collocazione al lavoro ritengo che sia molto, molto lunga, per cui coloro che non verranno utilmente adibiti al lavoro, ecco cosa serve il reddito di cittadinanza, i navigator famosi, eccetera, eccetera, fin quando non vi trovano un posto di lavoro potete usufruire del reddito di cittadinanza. Telefonata intanto, pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Buonasera, sono di Vibo Marina. Benvenuta intanto, prego. Grazie, vorrei fare una domanda all'avvocato. La sta ascoltando, signora. Eccolo. Buonasera, avvocato. Buonasera. Ascoltate un po', avvocato. Allora, mio marito per 18 mesi ha preso la pensione di cittadinanza. Io stamattina ho chiamato e ho dovuto fare un'altra volta la domanda, però lui ha 75 anni. Come mai mi hanno detto che si rinnovava da solo? Guardate, non è un rinnovo, per cui se vostro marito ha avuto accesso alla pensione di cittadinanza, la pensione di cittadinanza se la porta, perché stiamo parlando di pensione di cittadinanza, non deve maturare nessun altro requisito anagrafico, perché percependola vuol dire che tutti gli altri requisiti sono stati soddisfatti. E non deve anagraficamente raggiungere nessun requisito, non capisco, diciamo, perché c'è stato questo bisogno di fare questa ulteriore domanda, perché una volta che si percepisce la pensione di cittadinanza non è soggetta più a nessun altro, tranne sì, ma che non... un po', avvocato, Dice. A me il patronato mi ha detto che mio marito non prendeva la pensione di cittadinanza, prendeva il reddito di cittadinanza. Adesso io stamattina l'ho fatto a nome mio. Guardate, a 75 anni, però a 75 anni, a meno che noi sappiamo che sono praticamente adesso 22 mesi che c'è il reddito di cittadinanza, non 20 anni. Per cui se ha 75 anni... 65 o 75? Ma 6,5 o 7,5? 7,5 allora, sì. Come faceva a prendere il reddito di cittadinanza è fuori età, certo. cioè perché lo poteva prendere fino a 67 anni, quindi diciamo che c'è un po' di confusione, signora, da quello che mi sta dicendo. Probabilmente anche chi ha fatto la domanda è andato, in tilt. Forse dovete cambiare patronato, perché c'è un po' di confusione. Ascoltate un po', avvocato mio, Ditemi. io stamattina ho fatto il reddito di cittadinanza a nome mio. Siccome io ho 49 anni, la cifra è sempre quella che prendo. Mio marito prendeva 136 euro. Allora, come viene calibrato? Si prende praticamente tutto, allora, i requisiti naturalmente economici devono essere soddisfatti, ma penso che siano soddisfatti perché ve l'hanno fatta fare e il controllo, diciamo, è preventivo dei documenti. Dopodiché vanno a verificare il nucleo familiare, i componenti del nucleo familiare ed il reddito complessivo del nucleo familiare. Dopodiché lì c'è un algoritmo che praticamente si inseriscono i dati e vi esce praticamente mensilmente quanto percepirete a titolo di reddito di cittadinanza, per cui non c'è un automatismo. I dati vostri, e lì si inseriscono anagraficamente i componenti, quanti sono i componenti del nucleo familiare, quanto percepisce come reddito il nucleo familiare, si inserisce in un sistema molto semplice, però sono algoritmi, ripeto, e lì praticamente poi lavorano in tempo reale naturalmente e vi esce praticamente la cifra che prenderete mensilmente, per cui diciamo prima naturalmente nemmeno con la penna si può fare perché sono dei calcoli un poco. Certo. Va bene signora. Ascoltate un po', volevo chiedere un'altra cosa, avvocato.
Allora, siccome voi avete detto che la coppia doveva essere oltre i 67 anni, 67. che prendono 1.030 euro, mi pare, 1.030 euro totale. Però siccome io ho 49 anni, mio marito ne ha 75, non rientriamo su questo. E nemmeno si può fare compensazione, non quindi si può non è fare che la uno ne media. ha 40 e uno ne ha 100 e si può fare. Devono essere tutte e due oltre i 67. Over 67, sì. Va bene? Aspettate un po', avvocato mio. Allora, siccome mio marito Monopolizzato. prende l'accompagno Non ho capito, scusate. e c'ha la pensione minima, c'è qualcosa per me che posso fare qualche domanda? Se lei può fare la domanda per accedere a qualche contributo, questo che chiede, signora? Sì. Voi già percepite la pensione però di cittadinanza perché è nel è nel nucleo, nel lo percepisce nucleo. il marito. Voi potete fare solamente se, diciamo, non si supera il reddito componenti nucleo familiare, quindi reddito del nucleo, fate la domanda, non è incompatibile fare la domanda. Quindi la può fare. Sì, la può fare. E non c'è nessun'altra misura di sostegno. Quindi questo. Quindi sempre patronato, signora, per fare la Sì, domanda. sì, patronato ovviamente, certo. Va bene, io la saluto e la ringrazio. Grazie, arrivederci, grazie. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Pronto? No, allora c'è una domanda che è arrivata sempre per l'avvocato, riguarda sempre le pensioni, avvocato, perché noi abbiamo detto che questo aumento riguarda la pensione di invalidità. Qualcuno ci chiede se anche i titolari di pensione ordinaria avranno diritto a questo aumento. Guardate, c'è una... allora, si sta spingendo molto perché per adeguare tutto quanto, per un principio di uguaglianza. Attualmente no, però stanno vedendo di allargare la platea anche di adeguamento delle pensioni e quindi naturalmente adeguamento verso l'alto. Certo, poi stanno arrivando tantissime richieste, anche delle riflessioni, no, su questi aiuti per quanto riguarda i riparti Calabria fase 2, insomma c'è qualcuno che insomma dice che da queste misure vengono esclusi diversi codici Ateco a cui è stata imposta, ci scrivono, la chiusura dell'attività attraverso i diversi DPCM e soprattutto migliaia di ditte costituite regolarmente agli inizi del 2020 che sono state costrette alla chiusura. Quindi per queste categorie insomma non c'è nulla. Insomma, io penso a chi ha fatto tanti sacrifici per avviare un'attività, no? All'inizio del 2020, poi è successo la pandemia, l'imposizione della chiusura, eccetera, eccetera. Insomma, queste persone che hanno fatto degli investimenti. Allora, praticamente, noi siamo in attesa, poi mi darà conforto la dottoressa Ippolito. Vediamo la dottoressa Ippolito. Perché siamo in emanazione del Ristori Ter, per cui dovrebbe, diciamo, perlomeno allargare la dei codici Ateco, quelli che sono stati esclusi. Per coloro che hanno aperto, non so se ci sarà un'integrazione, aperto nel 2020. Facciamo intervenire dopo la dottoressa Ippolito, intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Cosenza. Benvenuto, prego. Io le vorrei fare una domanda all'avvocato. Siccome io sono un pensionato, prendo l'accompagnatore, più sono 20 misti. E più? E mi sono andato a patronato e mi hanno fatto fare una domanda per questo aumento. Allora, non ho capito, lei ha l'indennità di accompagnamento, giusto? Sì. È pensionato, sì. Non abbiamo capito poi che cos'altro. 20 mista, sono 20 mista, della vista. Ah, per la vista? Quindi, ok, va bene. Okay. Vorrei sapere se io ci rientro in questa domandina. Ho 61 anni però. Sì. Vi sto dicendo, l'indennità di accompagnamento non c'entra nulla, cioè non fa reddito, ovviamente. Certo. E praticamente, non so perché vi hanno fatto fare la domanda, perché i percettori di pensione minima in automatico praticamente 100% di invalidità, di pensione 100% di invalidità, praticamente è in automatico, per cui non so perché il patronato però mi hanno fatto a mio figlio l'hanno fatto andare vicino all'Impes, che c'è un coso di fare questa domanda e mi hanno fatto fare questa domanda. Sì, non è vietato naturalmente, però diciamo che è un automatismo.
Per cui, Quindi con la domanda, se uno ha, insomma, sì, sì, ma è un automatismo di legge, per cui per chi è già percettore naturalmente di pensione per essere invalido al 100% è automatico il raddoppio, per cui se lo troveranno, ecco, il raddoppio della pensione, se non in questo mese, nella mensilità di dicembre. Certo. Per cui questo è. Naturalmente la sorpresa sarà quella che avrete gli arretrati a far data da luglio 2020, quindi avrete tutti gli arretrati. Va bene? Abbiamo un'altra richiesta che arriva sul numero WhatsApp. Allora, ci scrive un nostro telespettatore o telespettatrice, allora ci dice che i suoi genitori sono ultra 65 anni. Vuole sapere se il padre prende l'accompagnamento di pensione 636 euro, la mamma invece prende 267 euro e chiedono se rientrano nell'aumento di 1030 euro. Allora, 65, sì, ultra 65 anni sono. Praticamente tutte e due i redditi che prendono i coniugi non devono superare gli 832 euro. Questo Sì. è perché poi prendono un altro incentivo pari a euro 150 in presenza di pagamento di un fitto, di un mutuo. Ecco, si arriva a 1030 euro per questo motivo qua, per cui diciamo economicamente non devono superare questa cifra il nucleo comunque. Il nucleo quindi, 6,36 è un sostegno, 2,67. esattamente ve lo so dire, 882 euro. 882 euro, non so se rientra, no, mi sa che supera, insomma. E comunque, dal momento, queste sono delle norme, diciamo, premiali per le categorie svantaggiate. Da settimana a un'altra mi cambiano i parametri migliorativi, sempre per estendere la platea. Io consiglio alla telespettatrice, siccome questa è norma di legge, andare praticamente, perché deve farlo per forza, patronato in modo gratuito, e praticamente questo, diciamo, ulteriore, diciamo, premialità per i genitori si rechi a un patronato, perché la domanda più di rigettarla non fanno, però certo. e anche se manca qualche requisito, perché ripeto, di settimana in settimana circolari INPS stanno ampliando la platea, per cui noi di settimana in settimana le circolari poi non vengono messe sul sito immediatamente, poi passano 15 giorni, per cui questo è notizia di settimana scorsa, però molto probabilmente si sta aprendo la platea, perché praticamente la vogliono estendere a tutte le forme di, certo. ecco, di reddito da pensione basso, diciamo. Ecco, certo. Non sono grosse cifre, Non però sono grosse cifre, però aiutano, come no, sono come sempre degli aiuti. Io vorrei, Mariella Ippolito, perché prima l'avvocato, insomma, parlava di questo ristori ter, insomma, ampliare un po' la platea, perché abbiamo visto, stiamo ricevendo diverse segnalazioni anche sul nostro numero WhatsApp di persone deluse in quanto molti codici Ateco sono rimasti fuori proprio da questa seconda, no, tranche di aiuti proprio per le aziende in difficoltà. Quindi ci sarà questo ter, lei cosa ci dice? Allora, diciamo che già c'è stato un ampliamento a quello che originariamente erano i codici Ateco che erano stati ammessi diciamo nella seconda parte, quindi c'è stato già un ampliamento. Si pensa che con diciamo, il fine anno si dovrebbero anche aggiungere altri codici Ateco che dovrebbero rientrare nella misura. Poi con la finanziaria, con la manovra finanziaria di fine anno, ci dovrebbero essere molti incentivi anche per l'avvio di nuove attività da parte naturalmente delle donne, sgravi contributivi, dovrebbe ripartire naturalmente anche, cioè riconfermarsi la cassa integrazione per ulteriori 12 settimane, dal 1 gennaio al 31 marzo, quindi si parla di tantissime cose.
però poi bisogna anche, naturalmente, come dicevo prima, valutare ogni singolo caso, perché l'inammissibilità ad una misura non è generale da subito, anche perché, riferendomi sempre ad esempio al Riapri Calabria, al bando regionale del fondo perduto di 1.500 euro, nella prima edizione una causa di esclusione alla misura era anche la non regolarità contributiva, quindi molte imprese che magari avevano gli altri requisiti non avevano la regolarità contributiva, per cui non hanno potuto comunque presentare la richiesta, anche perché si va ad autocertificare un dato che se non c'è, non c'è. Quindi alla fine ci si prende la responsabilità di autocertificare qualcosa che se non si ha poi insomma si potrebbe essere soggetti a verifica, quindi è bene specificare anche questa cosa. Nella seconda edizione, ad esempio del Riapri Calabria, nella domanda non è specificato da nessuna parte se naturalmente ci voglia sempre il requisito della regolarità contributiva, ma se è una seconda edizione, a mio parere suppone anche che ci sia la regolarità contributiva. Quindi ogni caso va considerato singolarmente. Poi per quanto riguarda attualmente i codici Ateco che sono esclusi purtroppo dalle varie misure, effettivamente è una problematica che riguarda moltissime imprese. E su questo la devo interrompere un attimo perché devo dare la linea alla regia. Torneremo tra poco e quindi vedremo che cosa si pensa, no, per queste categorie che sono al momento escluse da questi ristori. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio, ultima parte di questa trasmissione. So che abbiamo diverse telefonate in attesa, ci sono diversi messaggi che vorrei leggere. Vediamo se è possibile intanto riavere anche Mariella Ippolito, perché c'è una domanda, una richiesta che ci arriva proprio per quanto riguarda il bando Riapri Calabria. Ci dice questo nostro telespettatore se si può fare domanda se già ha usufruito del bando Riparti della Calabria. prima edizione? Sì, della prima edizione. Ecco, era l'unica cosa che praticamente non avevo detto. No, purtroppo no. Chi ha già avuto il fondo perduto della prima edizione non può accedere alla seconda, purtroppo no. Niente. Abbiamo una telefonata, sento che c'è qualcuno in linea. Pronto? 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 Eccoci, da dove ci chiama? Da Spozzano Sila. Benvenuta intanto, prego. Volevo sapere, mio marito prende la pensione di 7,80 di pensione. Volevo sapere se ci entrava dentro questo... Questo aumenta a 1.030? Sì. Però voi quanti anni avete, signora? Io ho 76 anni, mio marito 77. Okay, certo, sì signora, c'entra. Dovete andare presso un patronato. Quindi una richiesta... Una richiesta ve la fa il patronato, prenderete un po' di più, poco di più, però servono sempre perché va bene, sì, dovete andare a un patronato, signora. Va bene. Va bene. Quindi insomma si faccia magari aiutare da un figlio, un nipote, insomma... Sì, sì, ecco, ma a richiesta ve lo fanno richiesta. gratuitamente, quindi prenderete un po' di più di quello che percepisce vostro marito, però va bene. Quindi insomma un piccolo aiuto, sì. che in questi tempi, signora, qualsiasi piccolo aiuto è ben accetto, è ben giusto? accetto, certo. È giusto. Va bene, la ringrazio. Ok, grazie, arrivederci. La ringrazio. Un'altra domanda per l'avvocato, ci scrive questo nostro telespettatore, ha fatto ricorso per l'approvazione della richiesta dell'assegno di invalidità nel 2017, il ricorso è stato vinto quest'anno, è stata assegnata una percentuale di invalidità del 74%, è stato quindi riconosciuto l'assegno di invalidità INPS. Tuttavia
l'associazione che si è occupata insomma di queste pratiche ha contattato questo nostro telespettatore per dire che l'INPS ha riscontrato dei redditi acquisiti quindi in questi anni. I redditi di riferimento, ci fa sapere, hanno superato la soglia minima solo nel 2019, poiché l'INPS ha riconosciuto come rapporto lavorativo delle borse di studio. Ci chiede, c'è la possibilità che a questo punto l'INPS revochi questo assegno? Che cosa si deve fare? Allora, più che altro c'è la possibilità che l'INPS vada al recupero delle somme in eccesso, perché se è vero che c'era una mancanza dei requisiti per percepire l'assegno nell'anno 2019, che poi praticamente all'attualità voi avete ristabilito quei limiti, quindi più che altro andare al recupero. Comunque, qualunque cosa arriva dall'INPS, non all'associazione ma al telespettatore, ci sono dei termini per impugnare, anche se vi arriva la revoca, che vi ripeto più che altro andrà al recupero delle somme che vi ha corrisposto in più, e poi lì vi dovete attivare perché ci sono dei termini per impugnare il provvedimento dell'INPS, perché anche sulle borse di studio insomma c'è molto bailam in giurisprudenza, ancora non è molto chiara come definire diciamo questo tipo di reddito. Va bene? A posto. Noi abbiamo altre domande. C'era sempre la marca da bollo da 16 euro, l'avevamo lasciata in sospeso, quindi l'hanno riproposta questa domanda che ci chiede se va applicata la domanda da firmare digitalmente oppure tenerla solo per eventuali controlli. La domanda credo sia relativa al bando Riapri Calabria, seconda edizione. Forse ci può rispondere Mariella Ippolito. Allora, confermo che bisogna sempre munirsi della marca da bollo di 16 euro, non bisogna porla da nessuna parte, bisogna semplicemente conservarla. Perfetto, abbiamo risposto in maniera secca, semplice. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Buonasera, sono Giorgio e mi chiamo da Rogliano. Benvenuto, io le faccio subito una richiesta se può abbassare il volume del televisore perché già prima sentivo l'eco e quindi ci diventa poi ci viene difficile ascoltare e capire bene la domanda. Grazie intanto per aver telefonato, può fare la domanda. Grazie. Io ho 67 anni e prendo la pensione. 67? Sì, 77. Ah, 77. Io oggi non riesco a distinguere 6 e 7. 77 anni, prego. Sì, ho un figlio che l'ho dovuto prendere con me perché è stato dato un marchio e non continuo. Adesso si è messo a fare il badante un signore che gli dà 700 euro al mese. Implica qualcosa con la mia pensione adesso allora, lei il suo guadagno? Lei è già in pensione, credo. L'ho messo con me. No, diciamo, ho capito qual è. Il fatto che suo figlio percepisca reddito nel suo nucleo non intacca la sua pensione perché non deve accedere. Da un mese? Sì, non deve accedere non deve accedere alla pensione, lei è già pensionato. Per reddito ci sono alcuni benefici, alcuni servizi che praticamente guardano il nucleo familiare, ma l'entità, quindi il reddito del nucleo familiare, ma in questo caso no, non intacca la mia pensione. Non intaccano perlomeno sulla pensione no. Quindi sulla pensione no, può stare tranquillo. Ci sono alcuni benefici che praticamente si va a vedere sia il pensionato, anche il reddito del nucleo familiare. In questo caso, per quanto la pensione no, però praticamente per diciamo, altri benefici, però quelli più importanti, e quindi le visite mediche si possono ottenere gratuitamente. La diagnostica, la terapia, diciamo che c'è il Servizio Sanitario Nazionale che ce le dà, per cui diciamo quelli più importanti siamo fuori. Quello che sappiamo benissimo è, per esempio, se il telespettatore aveva i requisiti per la social card, avendo compiuto 65 anni, lì vanno a vedere il reddito, per cui la poteva ottenere
se magari il figlio non aveva reddito e adesso invece non la può ottenere perché guardano il nucleo familiare, però non intaccano la pensione, ci sono dei benefici. Certo. Diciamo che magari non li poi non... Non so se parla però di pensione di cittadinanza oppure pensione, non lo so, pensione di cittadinanza oppure pensione quella di anzianità, di vecchiaia, di quale pensione stiamo parlando? No, la pensione sociale. La pensione sociale? Ah, vabbè, no, perciò quello che vi stavo dicendo, ci sono alcuni benefici, tipo Avvocato, questo... Avvocato, però prendo pure 70 euro di reddito di cittadinanza. Ah, prende la pensione anche di cittadinanza. Sì. Però sentite, la legge che cosa dice? Avete fatto bene a dirmelo, perché voi come pensione di cittadinanza vi hanno fatto l'integrazione di 70 euro. Allora, la legge che cosa prescrive? Sia chi prende il reddito di cittadinanza, sia chi prende la pensione di cittadinanza, voi ne prendete, diciamo, 70 euro di integrazione alla pensione che già percepivate e percepite. Entro 30 giorni dalla variazione della situazione anagrafica della famiglia, se uno entra nel nucleo o se ne esce, o variazione economica del nucleo familiare, voi però dovete comunicarlo. Chiaramente, certo. Questo avete fatto bene a dirlo, nel senso che sia l'uno che l'altro, entro 30 giorni dalla variazione, sia dei componenti del nucleo familiare, sia del reddito del nucleo familiare, sia che sale o che scende, deve essere comunicato. Va bene? Sì, quindi sì. Purtroppo... Stato gentilissimo, grazie. Figuratevi. Grazie a lei. Sempre una domanda per lei, avvocato. Che noi dicevamo a proposito della social card, che sappiamo che ancora esiste. Ricordiamo certo. che la social card, chi ha più di 65 anni, un ISEE non superiore a 6.000 euro, ha bimestralmente 80 euro per andare a fare la spesa, quindi 80 euro. Ricordiamoci che ci sono anche molte, ecco, soprattutto della crisi dei nuovi, ecco perché la platea delle premialità che dà l'INPS, dei sussidi, si sta sempre più allargando, perché praticamente molte famiglie giustamente dicono, se sono famiglie di 3 o 4 persone, ogni giorno devono cambiare la mascherina, praticamente chi percepisce la social card erode questo contributo perché deve comprare le mascherine perché non vengono date gratis, per cui quello che serviva per fare la spesa viene speso per le mascherine. Ecco perché si sta allargando. Qui sono tutti problemi su problemi che nascono dalla situazione che meritano tutela comunque. Certo. Dimentichiamocelo perché poi, ecco. Purtroppo ci sono delle famiglie che si sono ulteriormente indebitate, certo, ecco. Ma anche per queste cose qua. Certo. Diciamo, Sempre una domanda per lei, avvocato, per quanto riguarda l'aumento delle pensioni di invalidità, se il requisito limite reddituale di circa 8.400 euro annui che si estende a circa 14.400 in presenza di coniuge, lo stesso è valido se anziché il coniuge il familiare a carico sia un figlio? No, parla di coniuge. Solo coniuge, sì. Quindi se c'è un attualmente figlio... parla coniuge, coppia, quindi non parla coppia padre-figlio. Quindi ci deve essere coniuge, quindi in questo caso non, per il figlio no. Rateizzazione delle cartelle, perché noi ci stiamo occupando di questo problema economico, la pandemia. Sì, non ci dimentichiamo che la prima decade, forse rispondiamo. Abbiamo una telefonata, sì, pronto? Telefonata, pronto? Sì? Eccoci, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuta intanto, prego. Senti, volevo parlare con l'avvocato. La sta ascoltando, prego, può fare la domanda. Avvocato, senti, ditemi. Io ho sentito dire che uno che ha fatto 70 anni e c'ha 5 anni di contributi può avere la pensione. Avrà un 20 centesimi di pensione, quindi questo diciamo. Sicuramente ci è sono ovvio, altre... a parte la battuta che vi ho fatto, non contributiva, non è che lei, se ha 70 anni questo conoscente oppure questa notizia che avete avuto già percepisce la pensione di anzianità, per cui se non ha accumulato
niente come contributi, i 5 anni di contributi naturalmente non sostituiscono. Dica signora. Dica signora. No, non ne prendo pensione perché c'è quella di mio marito. E se c'è quella di vostro marito, guardate, allora, chiariamo, se vostro marito ha la pensione, voi avreste avuto diritto alla pensione perché maturata in presenza di contributi. Quindi se voi avete una pensione, cioè aspirate a una pensione sociale, naturalmente i 5 anni di contributi non servono a niente, quindi se vostro marito per reddito praticamente vi preclude a voi la possibilità di avere il cumulo di pensioni, si ha col contributivo, non si ha con... Certo. Purtroppo, quindi per la signora questi 5 anni di lavoro, di contributi, insomma, non servono proprio. Bisogna vedere, però bisogna vedere, no, però andate al patronato. Ho 15 anni di contributi e non mi danno niente. È perché non avete maturato. Anni. Io quello che vi stavo dicendo, signora, andate, fate un giro al patronato per vedere se potete accedere a qualche integrazione con la pensione di cittadinanza. Certo, perché poi bisogna vedere anche il reddito. Il nucleo, per cui vedete se c'è la possibilità di qualche integrazione. Certo, no, ci sono andate, mi hanno detto che non ci rientro. Per reddito probabilmente non rientrate perché insomma il cumulo con la pensione. Vuol dire che il cumulo con la pensione vuol dire, signora, purtroppo attualmente questo è. Non possiamo, chiaramente se dovessero cambiare le cose... Non c'è niente allora per me. Mio marito 1.000 euro al mese prende e quindi non abbiamo nessuno diritto. Vi ho detto già che purtroppo con la pensione, seppur basta che ha vostro marito, vi preclude la possibilità di prendere. Fatevi fare perché 15 anni, ecco, diciamo, sono già dei contributi. Il patronato vi avrà avrà calcolato, avrà formulato già quello che doveva fare, perché insomma... Credo ci sia un minimo di minimo di contributi a secondo dell'età. Certo. Deve farlo perché 5 anni assolutamente no, 15... Molto probabilmente se ve l'hanno vista bene così è, se no provate un altro patronato comunque, perché non so poi con chi avete parlato. Certo, però... Non vorrei darvi false speranze, però è meglio con 15 anni, anche se in presenza di una pensione di 1.000 euro, ecco, la signora che prende zero bisognerebbe vedere. Quindi, perché credo ci siano anche dei minimi come anni che di bisogna rispettare. Che bisogna rispettare. Signora, io la ringrazio. Quando è che li ha presi ante 95, dopo 95, ci sono un po' di cose da vedere? Va bene signora, quindi si faccia un giro in un altro patronato, quindi tanto è gratis, non si paga. Sì, certo. Chiaramente. Poi bisogna sempre rispettare insomma, le disposizioni anti-Covid in questo periodo, quindi telefonate prima ai patronati, ai CAF, prendete l'appuntamento, quindi perché chiaramente bisogna rispettare le distanze, siamo in un periodo molto molto particolare. Allora, stavamo dicendo della rateizzazione, giusto, delle cartelle? Ricordiamoci che fino al 31 dicembre 2020 c'è una rateizzazione agevolata, si può rateizzare tutto il carico che si aveva e fare una rateizzazione anche arrivare fino a 10 anni. Qual è la cosa importante però che voglio ricordare a tutti quanti? La prima decade di dicembre, chi praticamente era in corso con l'ultima rottamazione che c'è stata delle cartelle, che poi con il fatto della pandemia da marzo si è bloccata, per non perdere i benefici acquisiti bisogna tutto l'arretrato che non si è pagato, bisogna pagarlo a dicembre. Quindi fatevi bene, ecco, che a tutti saranno arrivate comunicazioni oppure acquisitele, perché chi aveva in corso la rottamazione, quello che non ha pagato deve pagarlo, altrimenti perde i benefici. Quindi poi sono dolori, quindi è la cosa importante. E poi chi non ha fatto la rateizzazione naturalmente può, diciamo, approfittare in questo periodo fino al 31 dicembre 2020
per avere agevolazioni praticamente per estinguere il carico tributario, anche chi non aveva partecipato alle varie rottamazioni. Per cui, siccome è premiale perché abbiamo visto che non si pagano interessi, sanzioni e quant'altro, ecco, chi ha la possibilità naturalmente, ecco, sono delle scadenze da rispettare, quindi sia chi ha in corso prima della pandemia una rottamazione, se non paga il rimanente perde tutti i benefici, e sia chi non ha mai fatto rottamazioni fino al 31/12/2020 in modo agevolato può rateizzare fino a 10 anni e non paga interessi e sanzioni, molto importante. Certo, io volevo, Mariella e Ippolito, perché siamo quasi in chiusura, intanto la volevo ringraziare e salutare per... Ma anche il dottore Scalmazzi, che sappiamo certo, che oggi non è presente perché è un piccolo intervento, ma sappiamo gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. Certo. Un'ultima domanda a Mariella e Ippolito, perché visto che i nostri telespettatori ci sollevavano anche questo problema, l'abbiamo accennato prima, no? Chi si è indebitato magari fino al collo all'inizio del 2020 per aprire un'attività è escluso da tutto, insomma rimane con i debiti e non ha la possibilità di avere un piccolo ristoro, un contributo per andare avanti. Allora, chi comunque ha attivato la partita IVA e ha fatto praticamente l'inizio attività, ha comunque diritto ad presentare il fondo perduto per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate. Però bisogna sempre valutare, come dicevo io, caso per caso, perché bisogna vedere i codici Ateco, anche se è stata ampliata la gamma dei codici Ateco, però ne rimangono tantissimi ancora esclusi. Quindi bisogna controllare i codici Ateco, bisogna vedere quando si è iniziata, se c'è stata, oltre all'apertura della partita IVA all'Agenzia delle Entrate, l'inizio attività, molto importante, perché alcuni hanno semplicemente aperto la partita IVA all'Agenzia delle Entrate, ma non c'è stato mai l'inizio attività. Quelli naturalmente sono esclusi, non si può presentare. Quindi ci sono molte cose da verificare, per questo dico non bisogna generalizzare, bisogna fare una valutazione caso per caso. E questo è molto molto importante. Bene, grazie a Mariella Ippolito. Allora ci vedremo Grazie anche a prossima voi. settimana. Noi siamo in chiusura, avvocato, non mi resta che ringraziarla per... Grazie a voi, stiamo sereni, tranquilli e andiamo avanti naturalmente, anche se il periodo è così. Certo, ma noi speriamo di dare a volte anche delle belle notizie. Speriamo di avere un nuovo direttore generale naturalmente la prossima settimana, la sanità in Calabria che sicuramente che troverà insomma un commissario che troverà finalmente un po' di serenità, così la troviamo anche noi. Ecco. Vedremo, insomma noi comunque tra una settimana saremo qui, certo, come sempre ogni giovedì alla stessa ora. Grazie avvocato, e grazie come sempre anche a voi, alla prossima, arrivederci.